Atletica Italia 1 Svezia 0 a 2 minuti dal termine della partita. So che faceva piacere saperlo, gol di Eder. Andiamo a presentare la batteria numero 5 dei 100 allieve in corsia 2, Jocelyn Guimares della Progetto Azzurri 12,85. In corsia 3, Sara Motta dell'Atletica Bergamo 12,72. Corsia 4 per Sofia Mucca dell'Atletica Trento 12,70. Corsia 5, Giorgia Bellinazzi della San Vitese 12,48. In corsia 6, Valeria Simonelli della Roma Atletica Footworks 12,35. In corsia 7, Laura Cacciatore dell'Atletica Piacenza 12,81. E in corsia 8, Virginia Schieda dell'Atletica Pinerolo con il miglior accredito di batteria 12,26. Ancora una volta dunque vuota la corsia numero 1. Sono partite le protagoniste della quinta batteria, 100 allieve. Subito davanti in corsia 8, Virginia Schieda, Atletica Pinerolo. Viene anche in corsia 6 però Valeria Simonelli, tempo ufficioso comunque per la vincitrice di questa quinta batteria 12,45, vento ancora contrario e di molto, meno 3,1. Mentre Viglietta nel lungo tiene 6,33. Sono partite le protagoniste della quinta batteria, 100 allieve. Subito davanti in corsia 8, Virginia Schieda, Atletica Pinerolo. Viene anche in corsia 6 però Valeria Simonelli, tempo ufficioso comunque per la vincitrice di questa quinta batteria 12,45, vento ancora contrario e di molto, meno 3,1. Mentre Viglietta nel lungo tiene 6,33. Sono partite le allieve della finale B, 100 metri piani allieve. Prima e quarta corsia davanti, Carpinteri e Schieda. Prima e quinta corsia, la prima e la quinta, Alessia Carpinteri e Arianna De Masi, tempo ufficioso per la vincitrice di questa finale B, 12,33. 6, Zainab Dosso. In corsia numero 7 per l'Atletica 85 Faenza con 12,37 in batteria Stefania Di Cuonzo. E in corsia numero 8 12,39 in batteria per le Fiamme Oro Padova Martina Rigoni. E attenzione al giavellotto dove Kasibovic ha già ottenuto l'ingresso in finale al primo lancio. Atlete dei 100 finale ai blocchi.
non parte in corsia 4 Camilla Maestrini. Ed eccole qua le migliori, le finaliste dei 100 metri allievo, subito in grande evidenza l'atleta di Goriana appena nazionalizzata italiana Zainab Dosso, però forse in corsia numero 3 una grande recupero di Giulia Curone della Brixi Atletica. Come abbiamo detto, la nostra postazione non è in linea con la riga dall'arrivo, dunque fatichiamo a vedere esattamente le posizioni quando sono appaiate. Giulia Curone o Zainab Dosso, 12,04 il tempo della vincitrice. Nel frattempo nel giavellotto avevamo detto un bel lancio di Kasibovic, ora diciamo meglio. 58,66 per l'atleta Amar Kasibovic, atletica vicentina, che ottiene il pass, ricordiamo, posto a 54 metri.